A tutti voi buonasera, buonasera e ben trovati. Buonasera Daniele. Buonasera Alessandra. Lo vedete alle nostre spalle, c'è una donna con il velo. Questo sarà il punto di partenza per la puntata di questa sera di Elettroshock. Tanti spunti che ci arrivano da fatti di cronaca che hanno per protagonista il velo. Questo sarà poi uno spunto per parlare di integrazione, quello che funziona, quello che ancora non va, che cosa si può migliorare e come. Parleremo poi naturalmente anche del ruolo della donna nella cultura islamica. Tanti gli spunti che ci offre la cronaca, anche quella di oggi, Daniele. Sì, è vero, perché a Pavia una ragazza, una sedicenne, è stata frustata dai genitori perché non sottostava a quelle che erano le regole culturali della famiglia. È un caso che però non riguarda solo l'Italia, ma riguarda soprattutto anche il Friuli Venezia Giulia, perché non sono mancati anche qui, e lo vediamo appunto il caso al quale mi riferivo adesso in onda, non sono mancati anche qui gli episodi in passato, anche efferati, anche più recentemente, che hanno coinvolto ragazze e persone, soprattutto di fede islamica. E ne parleremo appunto questa sera anche con alcuni componenti della comunità islamica. Sì, certo, e poi proprio negli ultimi giorni il dibattito si è riacceso dopo che hanno iniziato a circolare sul web alcune fotografie. Si tratta di scatti che mostrano appunto due donne con il velo integrale, il niqab, all'interno di due supermercati cittadini a Udine. Foto che appunto hanno riacceso il dibattito. Commenteremo anche questo episodio, ma ripeto, come punto di partenza di una riflessione che ci auguriamo sia più ampia. Allora Daniele, direi di andare a presentare gli ospiti con i quali dialogheremo questa sera. Sì, abbiamo con noi Marco Orioles, sociologo dell'Università di Udine. Buonasera Orioles. Esperto di queste questioni e che appunto più volte abbiamo interpellato per una riflessione su quanto accade. Poi abbiamo il portavoce della comunità islamica di Via Marano di Udine, Mohamed Hassani. Buonasera. Accanto a lei c'è un attivista della stessa comunità, Fatima Tizbit. Buonasera. E poi c'è Taher Jafarizad dell'associazione Neda Day. Buonasera. Buonasera. Ettore Ribaudo, che è l'autore delle fotografie che abbiamo appena visto, quelle scattate al supermercato. Buonasera. E poi buonasera anche ad Antonio Di Bisceglie, il sindaco di San Vito al Tagliamento, perché proprio a San Vito lo scorso novembre c'è stato un caso che ha riguardato una donna che si era presentata al Consiglio Comunale dei Ragazzi con il niqab. Poi il sindaco aveva gentilmente chiesto che si facesse identificare, la donna invece aveva preferito rimanere in aula e poi da lì ne è nata così anche una questione legale. La donna poi è stata multata con 30.000 euro, ma poi il sindaco ci racconterà in prima persona questa vicenda. Allora, io intanto ricordo a voi che ci seguite da casa che c'è come sempre la possibilità di intervenire in diretta. Lo potete fare chiamando il numero di telefono 0432 57 35 17 e poi a disposizione anche il numero per SMS e messaggi WhatsApp, il 345 9956 897. Daniele, se tu sei d'accordo, io la prima domanda la girerei a Fatima, che abbiamo qui in studio, perché appunto tante volte abbiamo sentito parlare di velo. Qualcuno lo vede veramente come una sorta di punizione, una costrizione a cui sarebbero sottoposte le donne di questa fede. Chiediamo a Fatima, per lei personalmente il velo che cosa rappresenta? Innanzitutto buonasera a tutti. Il velo per me come donna italiana di fede musulmana è null'altro che la risposta a un precetto religioso, a un credo a cui aderisco. Questo è null'altro. Non la vedo come una barriera, non la vedo come un ostacolo, non la vedo come una costrizione né come una provocazione alla libertà altrui. Allora Fatima, così come Mohamed, sono originari dell'Egitto, sono del Marocco, chiedo scusa. Fatima è arrivata qui quando aveva 6 anni, quindi ormai sono parecchi anni che vive in Friuli o in Italia? In Italia. In Friuli da quanto tempo? In Friuli da 4 anni. Ecco, e invece... dove precisamente? Vivo a Trieste. A Trieste. Mohamed invece da 8 anni. Da 8 anni che sono in Italia, sì. In Italia e in Friuli da quanto tempo? 3 anni. Come vi trovate in Friuli? Benissimo.
Mohamed? Per me è meglio, sì, mi trovo benissimo in Friuli. Come reagite quando ci sono fatti di cronaca come questo? Perché insomma sappiamo poi i commenti si sprecano, le posizioni sono necessariamente molto distanti delle volte, ma voi come la prendete? Quando succedono episodi estremamente gravi come quello che è accaduto oggi, qual è la vostra prima reazione? Mohamed, cominciamo da lei. Sì, innanzitutto un saluto a voi, a tutti i telespettatori. Se parlo di reazioni, sì, posso parlare anche di reazioni, ma noi vogliamo agire prima di reagire. Come reazioni sicuramente dipende dal livello. A livello interno della comunità possiamo parlare di informare la gente, educare, correggere magari i concetti che sono sbagliati, che a livello diciamo, dei nostri compagni, vicini, che non sono di fede musulmana, è lo stesso, è informare. Cioè, a volte quando non c'è l'informazione c'è tanta confusione, sicuramente tanti pregiudizi. E a livello della società serve più l'azione che le reazioni a singoli episodi, perché noi come comunità sentiamo il dovere di informare i nostri concittadini di cosa vuol dire essere musulmano, cosa vuol dire essere donna musulmana. Prima il velo è un dettaglio, ma noi abbiamo tanto da raccontare ai nostri cittadini di noi, così ci conosciamo meglio e sicuramente vivremo in una società migliore. Quando accadono appunto episodi sì, come quello di oggi di Pavia, ma insomma tanti altri che ne sono successi in Italia, voi, a parte il fatto di come lo vivete, che un pochino l'avete spiegato, però secondo lei è una cosa diffusa oppure sono episodi sporadici che potrebbero capitare anche all'interno di altri tipi di comunità? Visto che fanno notizia questi episodi, sono singolari, perché se le confrontiamo diciamo, al numero della popolazione musulmana in Friuli o in Italia, sono episodi singolari. Ma non nego il fatto, assolutamente non lo nego, che c'è una mentalità arretrata, c'è una mentalità molto influenzata dalle tradizioni, dalle usanze dei paesi di provenienza, e questo diciamo, incide tanto su quelle regole che ha chiamato il nostro conduttore Daniele, e faccio i complimenti per questo, perché non ha detto le regole dell'Islam, ma ha detto le regole della famiglia. Invece sono regole, modi di vivere diversi che ogni famiglia ha ereditato magari dai paesi di origine, dai genitori, ma non vuol dire che è quello l'Islam, non vuol dire che è quello l'essere musulmano. Infatti noi, quando parlavo di azioni, parlo che i nostri concittadini devono capire cosa vuol dire essere musulmano, perché l'Islam è la parola in gioco. Diciamo che questi episodi sono assolutamente singolari, a mio avviso, per quello che conosco e quello che vivo. Ecco, abbiamo sentito questa diciamo, testimonianza diretta e concreta. Andrei da Orioles per un primo commento, insomma, di introduzione al tema di questa sera. Abbiamo detto che il velo in realtà poi diventa uno spunto per parlare del livello di integrazione, in particolare in Friuli. Partiamo da qui. Qual è il livello di integrazione secondo lei? Secondo me il livello di integrazione è ottimo, perché la testimonianza che danno i ragazzi del centro islamico di Via Marano è molto importante. C'è un impegno costante nel farsi conoscere, nel comunicare, nel trasmettere un messaggio costruttivo all'intera comunità. Però vorrei riflettere sul velo. Vedete, il velo è una sfida che l'Islam lancia all'Occidente. Perché i musulmani che sono presenti in Occidente rappresentano il perfetto elemento di contrasto rispetto a una società di contorno che è secolare, laica,
priva di valori, e invece le comunità islamiche, reagendo a questo vuoto di contenuti, si presentano ai nostri occhi come aderenti, come diceva Fatima, aderenti a un credo. È una sfida anche cognitiva, intellettuale, vedere una comunità così inglobata in una cultura e in delle tradizioni che vengono invocate come appartenenti alla comunità è chiaramente una sfida intellettuale per tutti noi. E come stiamo rispondendo a questa sfida? Male perché drammatizziamo, creiamo dei casi spesso eclatanti, come diceva Mohammed, a partire da casi isolati, però è anche vero un'altra cosa, che certamente il velo islamico non è un obbligo religioso, è una libera scelta, come dicono le stesse ragazze musulmane, che sostengono di indossarlo per libera adesione a una religione, però noi vediamo, come dimostrano i casi di oggi della settimana scorsa, noi vediamo che in realtà ci sono famiglie che non accettano la libertà delle figlie di essere esattamente come le proprie coetanee italiane. Questa è un'altra sfida importante, quella di un'immigrazione che sia finalmente riconciliata, che non abbia questi conflitti al proprio interno. Allora io direi che ci possiamo fermare, facciamo una pausa per la pubblicità, poi rientriamo in studio per chiacchierare anche con gli altri ospiti di questa sera. Tra poco. Di nuovo in studio con Elettroshock, il velo alle nostre spalle, il velo al centro di questa puntata. Vi abbiamo presentato gli ospiti di questa sera, andremo adesso a parlare con Taher che è iraniano, raccontiamo un po' la sua storia anche per capire perché l'abbiamo invitata in trasmissione. Allora, lei è iraniano, da tanti anni vive e lavora a Pordenone. Marco Orioles l'ha definita una sorta di integralista della libertà, nel senso che tra le sue battaglie c'è quella per l'emancipazione delle donne musulmane, lei si batte contro il fenomeno delle spose bambine, contro le lapidazioni e la sua associazione porta un nome particolarmente evocativo. Vogliamo ricordare a chi non lo ricordasse o non lo sapesse chi è Neda? Neda, una studentessa iraniana, perché lei sa che in Iran esistono le leggi segregazioniste islamiche nei confronti specialmente delle donne. Le donne nell'Islam non hanno nessun diritto. Io penso che sappiano anche i nostri amici, però le cose stanno così, perché prima devo ringraziare voi che avete avuto questo coraggio di approfondire un argomento così delicato e importante, il velo, perché una cosa del genere non è possibile in altre città italiane, tipo Padova, Pordenone, così, perché di solito i nostri imam rifiutano il confronto. Io dico sinceramente, io ringrazio loro che hanno avuto il coraggio di confrontare questo problema. Per quanto riguarda il velo, dopo arriviamo a Neda, perché il discorso è molto complesso. Il velo io penso che è un fattore personale, privato. Io penso che una donna che vuole portare il velo, se è maggiorenne, ha il diritto di portare. Attraverso una legge noi non possiamo stabilire se deve portare o non portare, come una forma di innamoramento. Non puoi fare con una legge, però noi chiediamo il divieto assoluto per le minorenni. Il discorso è molto complesso. Io sono sociologo come il nostro amico Marco Orioles. L'anno scorso, visto che viviamo nella regione Friuli Venezia Giulia, la presidentessa del Friuli Venezia Giulia ha fatto un viaggio per motivi economici, che noi siamo i primi ad applaudire con quella crisi che c'è, è giusto che sia. È andata col velo. Ecco, magari quando hanno chiesto a lei perché ha portato il velo, la risposta è stata questa: perché fa parte della loro tradizione. Io sono nato e cresciuto nel mio paese d'origine.
ho fatto la scuola superiore nel mio paese, l'università ho fatto in Italia. Nella mia città 90% delle donne non portavano il velo. Adesso sì, perché c'è l'imposizione, ci sono delle leggi. Se voi andate a vedere in tutti i quartieri dell'Iran o delle città importanti come Teheran, ci sono dei cartelloni grandi che chi non rispetta il hijab islamico è condannabile da 10 a 2 mesi di carcere, più 70 frustate, più una multa. Cioè, questa non è tradizione. Tradizione deve essere una cosa meccanica. Poi le donne nostre che portano qui non è il caso sporadico, assolutamente non è così. Quindi lei dice no, i casi assolutamente, perché sono molto più diffusi. noi abbiamo visto solamente 2 o 3 casi, cominciamo a parlare. Stiamo vedendo intanto la Presidente Serracchiani con il velo. Non sono 2 o 3 casi, ci sono centinaia, migliaia, come spose bambine. Spose bambine, noi abbiamo sentito un caso che si è verificato a Ravenna, quella povera bambina di 12 anni, provenienza Bangladesh, che è stata data in sposa ad un altro uomo molto più grande per 30.000 euro. Però in realtà dall'Italia ogni anno 2.000 bambine vengono portate nei paesi d'origine da cui provengono questi cittadini musulmani. Dall'Europa sono 30.000. Spesso queste bambine sono nate e cresciute in Italia. Ecco, Neda era andata a combattere contro il velo, è stata uccisa. Mi ricordo molto bene, perché noi siamo in contatto con la mamma di Neda, addirittura abbiamo messo una borsa di studio a nome di Neda, chi fa una tesi sulla condizione femminile nella nostra provincia di Pordenone. Noi siamo in contatto. Mi raccontava una volta sua madre, mi diceva: guarda, io quel giorno ho insistito con Neda di non andare alla manifestazione. Lei giustamente ha detto: mamma, se io non ci vado, chi ci deve andare? Ecco, su questo in Iran sì. L'anno scorso, a proposito di hijab, non è una scelta personale. 3.600.000 donne sono state arrestate, incarcerate, frustate e hanno pagato una penalità. Dobbiamo dire le cose come stanno, perché il buonismo mi piace fino ad un certo punto. Però volevo coinvolgere Fatima. Che effetto le fa sentire queste parole e che cosa pensa del fatto del velo sulle minorenni? E se soprattutto lei l'ha portato in precedenza prima di diventare maggiorenne? Sì, io lo porto dall'età di 16 anni e purtroppo ci sono, non possiamo negare che ci sono addirittura bambine che lo portano. Questo va anche contro il precetto religioso di per sé, che prevede che la ragazza lo inizia a portare dall'età della pubertà, dall'età dell'adolescenza, e quindi questo di per sé è un ritorno, un retaggio culturale che non ha niente a che vedere di per sé con la religione. Per quanto invece parlava il nostro amico Taher, è vero che in Iran, come in Arabia Saudita, come in altre realtà dove vigono delle dittature, ci si aspetta anche peggio di questo. Non si va in carcere solo per il velo, si va in carcere anche perché si fa una foto o si scrive una frase che non dovrebbe essere scritta. Ci sono tanti problemi, ma quello che vorrei portare i telespettatori, su cui vorrei portare i telespettatori a riflettere, è che il problema non è il velo. Del caso di Pavia, come di altri casi, da condannare è la costrizione, è la violenza, non è il velo di per sé. Quindi è la famiglia in quel caso lì che diciamo non riesce ad accettare un'integrazione dei propri figli nella società occidentale. Taher. Allora, il problema non è né l'Iran né l'Arabia Saudita, noi stiamo parlando dei paesi islamici in cui vige la Sharia. Cioè, il discorso del velo è un fattore superficiale. Sì, noi dobbiamo calare però sulla nostra realtà. Noi stiamo parlando di questo. Il velo, cioè praticamente è una imposizione, è un annullamento totale di una donna. Ma forse quando le donne svedesi, quando le ministre svedesi sono andate in Iran per fare degli accordi economici, al ritorno sono state criticate perché loro sono le prime femministe, no? La risposta è stata questa: noi siamo andate là per far sentire la voce delle donne iraniane.
La risposta è immediatamente arrivata da alcuni movimenti femministi iraniani. Hanno detto: guarda, noi non vogliamo che voi venite qui a parlare della nostra situazione, della nostra libertà, se voi non riuscite a rispettare la vostra libertà, perché voi siete state obbligate a portare il velo pur di fare dei contratti economici. Cioè praticamente è fondamentale questo, rispetto è fondamentale. Ecco, a proposito di rispetto, Alessandra, coinvolgiamo anche il sindaco di Bisceglie perché è stato proprio, lo avevo accennato prima, protagonista di questo episodio. Ecco, ce lo racconta com'è andata quella giornata? Siamo a novembre dell'anno scorso. Presto detto, nel senso che si svolgeva un incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi, cui erano invitati anche i genitori, nella sala consiliare del Comune di San Vito. Dovevo portare il saluto, mi sono avveduto che vi era una persona tutta coperta e ho invitato questa persona a volersi far identificare oppure a lasciare l'aula. L'ho invitata più volte e a questo punto mi sono trovato costretto a riferire che avrei dovuto chiamare la forza pubblica, in questo caso la polizia locale, per la identificazione, cosa che successivamente è avvenuta fuori dall'aula consiliare. Dopodiché, dopo questa identificazione, questa signora è rientrata, si è messa tra le prime file e vestita sempre con questo, che mi pare comunemente viene chiamato niqab. Quindi solo gli occhi fuori, esattamente, dico bene? E a questo punto ho dovuto reiterare la richiesta che si facesse identificare e non c'è stato verso. A questo punto sono stato costretto a sospendere la seduta, in quanto non vi erano le condizioni perché tutti si sentissero a loro agio in una libera discussione. In effetti una situazione, come dire, di pericolo, di insicurezza, perché questa donna era velata, oppure lei l'ha fatto soprattutto per il rispetto delle regole, perché se c'è una regola, quella è la regola e deve valere? L'ho detto e l'ho ripetuto in molti casi, il rispetto delle regole è il primo dei doveri per quanto riguarda la possibilità di una accoglienza e di una integrazione vera. Se noi non abbiamo questo elemento, questo fattore, questo rispetto delle regole, è chiaro che rischiamo fraintendimenti di varia natura, ma soprattutto o cadiamo in qualche falsa forma di buonismo oppure viceversa in qualche forma di intolleranza. Io ritengo che il modo migliore, quello che dovrebbe essere seguito, è il fatto che per chiunque, per ogni cittadino, al di là del proprio credo religioso, come dice la Costituzione, ci deve essere il rispetto delle regole. Come è andata a finire questa vicenda? È da finire che poi vi è stato anche, se così posso dire, un intervento della magistratura che ha provveduto a elevare una sanzione nei confronti di questa signora. Ecco, una sanzione peraltro 4 mesi di carcere commutati in 30.000 euro di ammenda, quindi anche insomma, economicamente una multa abbastanza importante per questa persona. Sicuramente, però credo che ovviamente nelle motivazioni del magistrato sono in qualche misura emerse tutte le modalità con cui si è svolta, diciamo, questa vicenda. D'altra parte, cosa fa il Comune di San Vito al Tagliamento per l'integrazione? Ecco, io credo che su questo tema, che è particolarmente importante, lo suddividerei tra le varie figure, le varie fattispecie, perché un conto è che cosa fa un ente locale che si vede collocare sul proprio territorio quelli che comunemente vengono chiamati richiedenti asilo e rifugiati. Un altro conto è quello che cosa fa un ente locale che ha nel proprio territorio dei cittadini che sono presenti da vari anni di altra, ovviamente, nazionalità. Terza cosa è un'altra fattispecie nei confronti anche di cittadini italiani che hanno un credo religioso non direttamente legato a quella che è la, virgolettato, nostra
nostra religione, diciamo. Okay. Allora, nel primo caso... abbiamo la pubblicità che incombe, ci ritorniamo perché credo che meriti un po' più di tempo. Dopo la pubblicità andremo a parlare anche con l'autore di questi scatti, di queste immagini che ci mostrano due donne al supermercato a Udine con il velo integrale. Una questione che abbiamo poi posto anche a Magdi Cristiano Allam, e quindi subito dopo la pubblicità sentiremo anche la sua riflessione in merito. Restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con Elettroshock, vi leggiamo un messaggio arrivato poco fa. Buonasera, burka e niqab in Italia non possono essere portati, la legge vieta espressamente di coprire i tratti somatici in pubblico, per il buonismo imperante, visto che comporta solo una sanzione amministrativa, si lascia stare. Ce lo scrive Massimiliano da Cormonse. A proposito di niqab. Allora andiamo a chiedere ad Ettore Ribaudo come sono nate queste foto, insomma, da cliente. Lei si è trovato di fronte a questa persona che era praticamente completamente velata, insomma, perché al supermercato, si ricordiamo nel supermercato cittadino, perché si è sentito di fare queste foto? Era stato infastidito, lo voleva testimoniare? Qual era? Perché ho preso spunto proprio dal discorso della Serracchiani, paese che vai, usanza che trovi. Allora mi sembrava giusto e doveroso fare una ripresa e segnalare il problema, ma vorrei fare un ragionamento sicuramente a più ampio respiro, che è quello dell'integrazione culturale. Poc'anzi Marco ha parlato proprio dell'integrazione, si è fermato un attimo. Non dimentichiamoci un fatto molto importante. In Francia, pochi anni fa, è stata fatta una legge che vieta espressamente di utilizzare dei veli che coprono integralmente il volto. Hanno fatto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Nel 2014 la Corte Europea, e questa fa giurisprudenza anche in Italia, ha espressamente detto che la legge francese non viola niente. Pertanto, essendo una Corte europea sovranazionale il cui ordinamento è superiore a quello italiano, fa anche giurisprudenza in Italia. Ecco perché io dico, se tu ti vuoi integrare qui in Italia, devi osservare, non dico la religione perché comunque è sacro, ognuno può fare quello che vuole, ma quantomeno deve sottostare alle norme e alle leggi italiane. Ma scusami Daniele, era capitato altre volte di vedere donne con il niqab qui? No, 2 volte li ho visti dove lavoro, ma il problema è anche un altro. Loro non vogliono integrarsi, perché se volessero integrarsi farebbero come le altre persone che vengono con il velo normale, tranquillamente o da sole o accompagnate dal marito e con i figli. Perché allora queste donne con i hub vengono tranquillamente qui in Italia e continuano a dire vogliamo integrarci, ma non rispettano le normative italiane, che sono comunque alla base della Costituzione italiana e di quella europea? Perché non dimentichiamoci che l'articolo 10 bis della Comunità Europea prevede libertà di religione, ma sottostare alle leggi nazionali. Non dimentichiamoci inoltre che una circolare del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2000 vieta espressamente di utilizzare il volto coperto. Ma non potrebbe essere che alle spalle di queste donne ci sia una situazione, ritorniamo alla condizione familiare, di imposizione, per cui se questa donna vuole andare a fare la spesa, uscire di casa, non ha altra alternativa che farlo in questo modo? Sicuramente, ma ciò entra in contrasto anche, o meglio, avvalora quello che diceva l'eminente professor sociologo. C'è una costrizione, allora io mi chiedo quante donne sono effettivamente costrette e per quante donne è una libera scelta. Questo naturalmente è molto difficile riuscire a stabilirlo. Allora andiamo a sentire, Alessandra, quello che ci ha raccontato al telefono Magdi Cristiano Allam, volto noto, diciamo, anche a livello mediatico, naturalmente dall'Islam. Lui si era convertito poi al cristianesimo e sull'Islam sappiamo che ha un'opinione molto decisa. Ecco, peraltro molto ben informato anche sulla situazione, sui casi di cronaca che si sono verificati qui in Friuli. Lo abbiamo raggiunto al telefono, siamo partiti proprio dalla questione niqab per fare poi una riflessione più ampia. Sentiamo allora che cosa ci ha raccontato. Il velo islamico diventa spesso occasione di acceso dibattito, così anche in Friuli e pure a Udine, dove nei giorni scorsi hanno fatto discutere le immagini che mostravano una donna in un supermercato cittadino con il niqab. È un fatto preoccupante che in Italia non abbiamo la capacità
di esigere che tutti coloro che scelgono di condividere questo nostro spazio, che non è solo fisico ma è anche giuridico e anche valoriale, lo facciano nel rispetto rigoroso delle nostre leggi. La legge in Italia prescrive che tutti i cittadini, uomini o donne, debbano mostrarsi nello spazio pubblico con il volto scoperto. È veramente riprovevole che ad oggi si consenta alle donne musulmane di andare in giro con il volto coperto, e questo noi lo consideriamo come una forma di rispetto per una specificità vera o presunta della loro cultura o della loro religione. Dobbiamo invece comprendere che all'interno di uno stesso Stato di diritto, se si consente la presenza di un doppio binario giuridico, una legge che vale per i cittadini e una legge che vale solo per gli islamici, inevitabilmente lo Stato di diritto finisce per implodere. E molto spesso questo velo islamico va a penalizzare ragazzi, figli di famiglie musulmane, ma che sono nati e che crescono sul nostro territorio. Come si può superare questa situazione? Come si può arrivare alla vera integrazione? L'integrazione comporta che da parte della società di accoglienza ci sia innanzitutto la consapevolezza di ciò che noi siamo, cioè di quell'insieme che comprende le nostre radici, la nostra fede, la nostra identità, i nostri valori, le nostre regole e le nostre stesse leggi, e questa piattaforma deve essere considerata come una linea rossa invalicabile, a partire dalla sacralità della vita di tutti, la pari dignità tra uomo e donna, la libertà di scelta individuale. Diversamente non ci può essere integrazione. L'integrazione, se concepita come dire, un compromesso in una sorta di terra di nessuno, dove i cittadini italiani giorno dopo giorno devono barattare con coloro che arrivano, piantano la loro tenda e dettano le loro condizioni, il risultato è che noi perderemo del tutto la nostra civiltà e loro ci concepiranno come una sorta di terra di nessuno e di una terra di conquista. Ci sono diversi casi accaduti qui in Friuli che poi appunto hanno fatto un po' il giro del paese. Una donna che è stata allontanata dal comune di San Vito al Tagliamento, dove si era presentata con il velo integrale. In una scuola di Cervignano c'è stata un'ordinanza del dirigente contro l'uso del velo in classe. In tempi più recenti una ragazzina, una studentessa che è stata picchiata dalla mamma perché non portava il velo. Continuano a ripetersi questi episodi, qui come altrove? Perché siamo uno Stato che non chiede a coloro che vi entrano di rispettarci. Ci limitiamo a elargire a piene mani diritti e libertà, senza chiedere in cambio l'ottemperanza dei doveri, il rispetto delle regole. Ci comportiamo come se non ci fosse un comune collante identitario e valoriale. E questo ingenera in loro non soltanto l'arbitrio, ma anche l'arroganza, talvolta anche la violenza, perché se ci percepiscono come fragili, loro sono incentivati a sottometterci. Quindi siamo noi che dobbiamo cambiare, fortificarci dentro per riuscire a esigere che ci si rispetti. Queste le parole di Magdi Cristiano Allam. Io sentirei subito Orioles, partendo da uno degli ultimi concetti. Ci rimettiamo a elargire a piene mani diritti e libertà senza chiedere in cambio rispetto di doveri e delle regole. È la nostra fragilità che ci penalizza. Nelle parole di Magdi Allam c'è chiaramente indicato lo spettro delle comunità autosegregate o altrimenti dette delle società parallele, cioè comunità differenti che non comunicano, che vivono ciascuna secondo le proprie regole. E questo è il modello che dobbiamo evitare a tutti i costi, perché chiaramente ne va a detrimento della coesione sociale, dell'unità
della comunione di valori, principi, regole, non ovviamente di religione. E come fare per evitare lo scenario paventato da Mahdi Allam non è ben chiaro, perché lui dice dobbiamo innanzitutto essere noi a riconoscere ciò che ci identifica, ciò che ci caratterizza. Io dubito che ci sia questa capacità da parte degli italiani, che sono abbastanza smarriti per quanto concerne la propria identità. Viceversa, molti immigrati hanno un'identità perfettamente delineata, sagomata, in termini tradizionalisti o qualcuno direbbe oscurantisti. Quindi c'è uno scontro in atto tra diverse concezioni del mondo. Trovare un'armonia è la sfida che abbiamo davanti. Una sfida che riusciremo, secondo lei, a vincere, oppure la strada da fare è molta? Ma si può essere da un lato pessimisti, perché se vediamo quello che sta succedendo in Francia, se ne parlava prima fuori onda, quello che sta succedendo in Francia, cioè nel paese che ha il maggior numero di cittadini di fede islamica, sono 5 milioni su una popolazione di 60, la Francia è chiaramente, gli intellettuali francesi, quelli più coraggiosi, non quelli conformisti, parlano chiaramente di territori perduti della Repubblica, cioè di zone delle città francesi che sono ormai a dominanza, a predominanza islamica, dove ormai non si sente neanche l'esigenza di imparare la lingua francese perché si comunica in arabo, le scritte dei negozi in generale sono tutte in arabo, i costumi, le abitudini, le tradizioni sono tutte quelle dei paesi di origine, e questo è il modello verso cui tendiamo? Io spero di no. Io credo che gli amici che abbiamo in studio, Mohammed e Fatima, non stiano lavorando per questo obiettivo, stiano lavorando per una comunità coesa e solidale, non per le società che si segregano in ghetti. Questa è la sfida che abbiamo di fronte. E poi glielo chiederemo, allora ci dobbiamo fermare per i tempi della pubblicità e poi ripartiamo dai nostri ospiti proprio sulle parole di Orioles. Integrazione tra Islam e la nostra società, abbiamo tanti ospiti, il portavoce della comunità islamica di via Marano di Udine, Mohammed. Abbiamo concluso il blocco precedente sentendo il sociologo Marco Orioles fare un pochino il punto, no? Sono gli occidentali che arretrano e gli islamici che avanzano, oppure si può riuscire a trovare un'integrazione? Soprattutto voi che cosa fate per agevolare questa integrazione? Infatti è bene parlare del futuro, è bene parlare del domani, perché ormai questi problemi ci sono. Il problema della costrizione ci sono per diversi motivi, per l'ignoranza della religione stessa, per una sbagliata interpretazione, per una tradizione del paese di origine, ma parliamo del futuro, parliamo del domani. Noi come comunità musulmana ci impegniamo giorno e notte per affermare e informare. Parlo dei musulmani che frequentano il nostro centro, dell'Islam come lo vediamo noi e come lo viviamo, e questo mio Islam che vivo. Adesso non posso neanche permettermi di parlare di altri stati e della loro interpretazione della religione, ma parlo del mio Islam. Il mio Islam non va in contraddizione con la mia Costituzione, che è quella italiana. Quindi io voglio, parlo a nome della comunità, noi come centro, ci impegniamo a costruire questa identità italiana. Sì, noi facciamo diverse attività, tipo nella Festa della Donna abbiamo girato tutta Udine distribuendo degli mimosi, pure anche in uffici della pubblica amministrazione. Abbiamo organizzato un evento aperto alla cittadinanza per parlare della donna musulmana, soprattutto perché comunque il velo rimane un oggetto, rimane un pezzo di stoffa, ma noi vogliamo raccontare il messaggio nostro, che è quello della nostra religione, e la donna musulmana che ruolo ha nell'Islam.
A tal proposito... E che vuole, e facciamo anche tant'altro, non solo per quello che riguarda questioni che hanno a che fare con l'Islam, ma anche viviamo la nostra cittadinanza come si deve e educhiamo la gente che frequenta il nostro centro a quello, tipo in prossimità dell'ultimo referendum abbiamo organizzato diciamo, un incontro di informazione circa questi argomenti e diverse attività, diciamo un'attività per costruire questa identità musulmana italiana. Prego. Ne accennava prima, ci chiede un telespettatore di chiedere appunto ai rappresentanti della comunità musulmana qual è il dovere della donna musulmana nella società friulana secondo gli insegnamenti del profeta. Qual è il dovere della donna? Qual è il dovere della donna? Musulmana. Musulmana. Allora, io parlo... voglio solo precisare una cosa che è molto importante, magari questi doveri vengono raccontati da una donna e vengono raccontati da un'altra in un modo diverso e noi dobbiamo distinguere. Adesso sentiamo un uomo e una donna che ce lo raccontano. La donna musulmana ha tutti i doveri che ha qualsiasi altra donna nell'Islam, in un detto del profeta. Le donne sono sorelle degli uomini, nel senso che hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti, e la donna nell'Islam, io parlo dell'Islam come si viveva diciamo, ai tempi del profeta, era libera. La donna dell'Islam era ministro c'era una figura tipo un ministro della finanza, di finanza adesso. Quindi la donna dell'Islam ha tutti i doveri, tutti i diritti e può vivere la sua cittadinanza, il suo essere musulmana in qualsiasi società. Io parlo di me, della mia società dell'Italia, non vedo nessuna assolutamente contraddizione fra le leggi dell'Italia e l'essere donna musulmana. E chiediamo a Fatima, l'essere donna musulmana cosa significa? Essere donna musulmana, posso dirvi per me cosa assolutamente, significa? Questa era proprio per me essere donna musulmana vuol dire essere una donna pienamente partecipe e pienamente consapevole all'interno della sua società. Vuol dire una donna che studia, vuol dire una donna che si impegna, vuol dire una donna che se vuole mette su famiglia, se vuole sceglie la carriera, vuol dire una donna che può scegliere di vestirsi o di non vestirsi, vuol dire una donna che sceglie di fare figli o di non farli, dedicare il suo tempo allo studio, anzi deve dedicare il tempo allo studio. L'insegnamento del profeta ci dice che bisogna ricercare il sapere dalla culla alla tomba, e secondo me questo una delle grandi colpe che hanno i musulmani è che non rispondono in primis a questo precetto, perché se davvero noi rispettassimo questo, davvero noi ci istruissimo, ci formassimo, ci informassimo quanto dobbiamo su tutte le vicende della nostra epoca, del paese in cui viviamo, di questo mondo che sta diventando ormai tutto paese, perché per quanto se ne dica paese o non paese, ormai la globalizzazione fa di tutta la terra un unico stato. Il niqab, lei lo porterebbe? Che cosa pensa delle donne che lo portano? No, il niqab non è un precetto religioso, non è nemmeno... mi sfugge il verbo, non è nemmeno... obbligatorio. Non è nemmeno preso in considerazione nella religione islamica, non è un precetto islamico, è stata una cosa dedicata alle mogli del profeta ed è finita lì. Anche al tempo stesso del profeta le donne non lo portavano. Potendo dire qualcosa alle donne che sono state riprese al supermercato con il niqab, lei cosa direbbe loro? Di toglierselo assolutamente, ma su questo non ci può nemmeno piovere. Prima di tutto perché non ha niente a che vedere con la religione, ma anche se ci fosse una minima possibilità, siamo in uno Stato regolamentato e per poter stare in questo Stato, accettando di vivere in questo Stato, dobbiamo accettare queste regole e dobbiamo sottostarvi. Non si può sgarrare. Taher. Bene, guarda, io stavo sudando con tutte balle che ho sentito da voi, scusatemi, perché non è possibile. Beh, insomma, dai, usiamo un altro termine. No, non è possibile confrontare le regole islamiche con la Costituzione, perché nella Costituzione italiana, che è una delle migliori a livello mondiale, non c'è l'amputazione, non c'è la crocefissione, non c'è apostasia, non c'è blasfemia, ci sono tante altre cose, non c'è
ad esempio, un cristiano, un musulmano che vive qui ha lo stesso diritto che ha un cittadino italiano, un cittadino musulmano che vive qui, ha lo stesso diritto che ha un italiano. Nella società islamica in cui vige la Sharia non è assolutamente vero. Queste sono bugie che state raccontando. Io volevo parlare del velo, però mi obbligate ad intervenire, perché la donna, vi prego, vi supplico di andare a leggere almeno la Sura 4. Sura 4, la donna vale esattamente metà di un uomo, ma per cortesia, lei lo sa cosa vuol dire adultera? Lei lo sa cosa vuol dire apostasia? Uno che lascia la sua religione, se uno nasce l'Islam, deve morire l'Islam, non ha il diritto neanche di decidere se abbracciare un'altra religione, è condannabile con la morte. Tentiamo di essere onesti. Io fino adesso mi sono dato una calmata, però non esageriamo. Ma dicono bugie o vivono una situazione diversa da quella che ci sta descrivendo lei? È così, basta andare a leggere il Corano. Lui ha dato interpretazione. Per cortesia, non raccontiamo delle favole. Il Corano, ci sono 2 versetti che dicono in maniera chiara, limpida, che sono scritti in maniera così limpida che è in arabo, nessuno ha il diritto di interpretarlo. Appunto, io quando dico che la donna, la testimonianza di una donna vale metà, in una società islamica esiste sia in un mondo sunnita, tipo l'Arabia Saudita, che nel mondo sciita, l'Iran. Praticamente, lei immaginate, noi troviamo, io e lei ci troviamo in una società islamica, la sua testimonianza vale metà. Per cui, anche nel campo della testimonianza, anche un uomo ha il diritto di prendere 4 mogli e la donna non ha lo stesso diritto. Poi ci sono anche tante altre cose, per cortesia, tentiamo di essere attenti. La fermo un attimo. Mi sono dato una calmata a parlare del velo, però vi prego, non parlate solo di niqab, perché in ogni provincia ce ne sono 2 o 3, bisogna parlare del velo. Io conosco, mi scusi un secondo, perché io sono arrivato da Pordenone, devo dire le cose come stanno, perché il velo è fondamentale, perché una donna, di sicuro la signora Fatima ha scelto lei di portare, però io sono convinto, stragrande maggioranza delle donne sono obbligate a portare. Io vi porto solamente, visto che abbiamo parlato della Francia, io ho letto un sondaggio, perché essendo sociologo ho un grande rispetto verso questi dati scientifici. Hanno intervistato migliaia di donne in Francia, 77% hanno dichiarato che portano perché sono obbligate. Da chi? Dai maschi della propria famiglia. Possono essere padre, fratello, zio, marito, figlio grande, anche nella comunità, nel quartiere in cui vivono. Tentiamo di essere onesti. Oriole, se riesce a fare velocemente da arbitro in questa disputa. Dobbiamo tenere presente una cosa, che nel Novecento avviene una svolta fondamentale dal nostro punto di vista, cioè l'Islam si trasforma in ideologia politica da parte di movimenti che predicano la reislamizzazione delle società di fronte alla sfida dell'Occidente, la sfida di un Occidente che aggredisce con i suoi costumi liberali. Le società islamiche fanno un passo indietro, dicono noi rifiutiamo l'influenza dell'Occidente perché noi ci aggrappiamo ai nostri valori. È un'operazione scientifica che si impernia su un concetto fondamentale: bisogna velare tutte le donne. Su tutti i movimenti islamisti, che è la parola giusta per definire l'Islam politico, tutti i movimenti islamisti hanno teso esattamente a quello che diceva Taher: segregare le donne, velarle per sancirne la sottomissione. E questa la sfida che abbiamo di fronte, quella di contrastare l'ideologia politica che attinge all'Islam per farne un programma di vita. Non è la sfida rappresentata dai cittadini, dai semplici cittadini, dalle singole persone, è l'ideologia il nostro vero nemico, è chi pretende di fare dell'Islam un programma politico. E sarebbe un programma pericoloso perché attingerebbe esattamente a quelle radici millenarie dell'Islam
che si fondano su asimmetrie di genere. La donna vale esattamente metà dell'uomo, eredita metà dell'uomo, in tribunale la sua testimonianza vale la metà, non si può, l'uomo può sposarsi con 4 donne ma la donna no, non è possibile separarsi dai propri compagni, ma i mariti possono divorziare semplicemente pronunciando 3 volte la parola ti ripudio, ti ripudio, ti ripudio. Questa è la sfida che abbiamo di fronte. Grazie. Ci fermiamo, una pausa per la pubblicità, tra poco. Di nuovo in studio con Elettroshock, stiamo parlando di velo islamico, di integrazione, ci siamo a lungo interrogati su quanto accade in Italia e in Friuli, siamo andati a dare un occhio a quello che accade invece nella vicina Austria e lo abbiamo fatto interpellando il collega giornalista Marco Di Blas. Prego la regia di mandare in onda il contributo. Anche in Austria come in Friuli, come in Italia, la presenza islamica è diventata una realtà con cui facciamo i conti ogni giorno, con la differenza però che in Austria la presenza di una comunità islamica è probabilmente superiore e più visibile che non in Italia e in questo momento credo che ci siano circa 600.000 presenze in Austria di religione islamica e per cui si può dire che attualmente il 6-7% della popolazione austriaca, che è di 8.700.000 abitanti, sia attualmente di religione islamica, che è diventata quindi la seconda religione dello Stato dopo quella cattolica. I problemi che si presentano sono quelli dell'inclusione e il tentativo di evitare che si formino frange fondamentaliste. L'Austria è uno dei paesi che ha fornito, in proporzione agli abitanti, il maggior numero di foreign fighters all'ISIS, quindi andiamo dai 150 fino a quasi 200 giovani austriaci, anche di cittadinanza austriaca, che sono andati a combattere in Siria. E già nel 1912 era stata introdotta una legge che disciplinava i rapporti dello Stato della monarchia asburgica con questa nuova comunità ed era stata riconosciuta ufficialmente la religione islamica. La cosa è ritornata così in primo piano in questi ultimi anni. Quest'anno e 2 anni fa è stato riaffrontato dal governo austriaco con 2 leggi, che è il cosiddetto Integrationspaket, cioè l'insieme di norme per favorire l'integrazione degli stranieri, quindi non degli islamici ma degli stranieri, che prevede delle norme che evidentemente sono state pensate per gli stranieri immigrati di religione islamica. Una di queste è il divieto del velo integrale, quindi non soltanto del velo, ma del velo che copre il volto, interamente il volto, in pubblico. E altre norme che riguardano per esempio il divieto di distribuzione del Corano nelle strade. 2 anni fa invece era stata promulgata una legge pensata esclusivamente per disciplinare il rapporto dello Stato austriaco con la comunità islamica. Questa legge prevedeva dei doveri da parte degli islamici, ma anche e soprattutto dei diritti che dovevano puntare a una loro più facile integrazione. Ecco. Tra i diritti è quello per esempio di poter praticare la religione islamica, di avere un'assistenza religiosa anche nelle forze armate, nell'Islam, nell'esercito austriaco c'è anche un imam, una specie di cappellano militare per i soldati che sono di religione musulmana, la lezione di religione islamica nelle scuole, l'assistenza spirituale islamica negli ospedali, nelle carceri e viceversa tra gli obblighi previsti per la comunità islamica è quello di svolgere tutta l'attività, quindi preghiere, predicazione, lettura del Corano in lingua tedesca e di svolgere tutte queste attività senza finanziamenti dall'estero. Questa è una legge in vigore da 2 anni, pensata proprio per l'influenza che paesi come l'Arabia Saudita e soprattutto la Turchia potevano avere sugli austriaci di religione islamica.
Allora, ringraziamo il collega Rossano Cattivello che ha raccolto questa testimonianza con Di Blas. Abbiamo visto che in Austria, dove affrontano il tema da più tempo e in maniera anche più organica, hanno fatto una sorta di integrazione per legge. Abbiamo visto c'è anche un imam, addirittura una sorta di imam per l'esercito. Di Bisceglie, possiamo fare o ipotizzare un'integrazione per legge anche in Italia? E in seconda battuta, continuando il discorso che stava facendo prima, che cosa fa il Comune di San Vito al Tagliamento per agevolare l'integrazione? Sicuramente credo che si tratta di prevedere alcune modalità, alcune forme, come abbiamo sentito ora essere in Austria, per favorire l'integrazione. Io credo che in questo senso quello che viene comunemente chiamato il decreto Minniti, l'ultimo, fissi una serie di elementi particolarmente rilevanti proprio volti da una parte a far sì che ci possa essere un'accoglienza ordinata, ma dall'altro anche una integrazione, perché prevedere l'obbligatorietà della conoscenza della lingua italiana, prevedere il fatto che possano essere coinvolti in progetti di lavori socialmente utili e cose di questo genere, mi riferisco in particolare ai richiedenti asilo e agli rifugiati, sono aspetti importanti. Io dico questo perché proprio volendo fare riferimento alla nostra esperienza, noi abbiamo proprio seguito un po' questo tipo di indicazione, laddove abbiamo messo in campo un progetto con i richiedenti asilo che sono stati destinati alla nostra comunità, al nostro comune, un progetto per esempio per quanto ha riguardato la pulizia del nostro grande fiume del Tagliamento, ma proprio in un'ottica che possa significare, perché anche questo credo che debba essere, significare il fatto di associare queste persone, questi richiedenti asilo, a quelle che sono anche, come dire, modalità con cui si rapportano con la comunità. Io allora voglio dire che ci sono sicuramente queste modalità, queste forme che possono, però è importante il fatto che ci sia, io lo sottolineo questo aspetto, visto anche una serie di considerazioni che qui sono state svolte, che ci sia il massimo di rigore, ma da parte di tutti. Cioè, scusatemi, permettetemi di dire, ciò che, diciamo così, ho fatto io, possono farlo tutti, laddove significa da parte di tutti far rispettare le leggi, far conoscere le nostre leggi, integrare significa anche rapportarsi perché possa esserci una convivenza, e io credo che in questo contesto, se tutti si attengono proprio alle leggi, alle regole, è più agevole per tutti avere una convivenza possibile, perché è possibile. Credo che questo debba essere l'indirizzo. Il punto vero è che bisogna cercare da parte di tutti di non ergere muri. Bisogna che da una parte, ripeto, ci sia il rispetto delle regole, dall'altra ci sia anche una modalità con cui si fa e si comprende che anche l'accoglienza può essere una forma di contaminazione che può produrre ricchezza per le nostre comunità. Allora, siamo arrivati veramente agli ultimi minuti. Chiederei a tutti una considerazione finale, rapidamente. Partirei da Mohamed e Fatima, proprio in chiusura, per tirare un po' le somme. Sì. Innanzitutto faccio tutti i miei complimenti al sindaco di Bisceglie per questa iniziativa. E così dobbiamo essere tutti, dobbiamo impegnarci tutti, perché è possibile. Io lo vivo e lo sento che è possibile, perché impegnandoci come centro culturale in attività di promozione di questa identità italiana, di questa coesione fra tutti i cittadini di questo paese, è possibile, ma è un percorso lungo, è un percorso ancora pieno di sfide da affrontare, ma impegnandoci tutti quanti ce la facciamo. E dico così anche un piccolo commento a quello che diceva il signor Taher, che io racconto l'Islam che vivo io, e quando parlo a nome della società, racconto della comunità e del centro, racconto l'Islam che lo promuove, un centro che accoglie anche mille frequentatori delle preghiere, per esempio.
E quindi questo l'Islam dei vostri, faccio un appello ai miei concittadini, ai miei amici, ai miei compagni, di ascoltare l'Islam dai loro vicini musulmani, e parlo a nome del centro. Noi promuoviamo tante iniziative, sicuramente con le capacità che abbiamo, con i mezzi che abbiamo, ci impegniamo sempre soprattutto curando anche questo lato, di informare i cittadini e chiarire chi siamo, cosa vogliamo per noi e per l'Italia, e vogliamo solo il bene per l'Italia e la nostra Italia. Fatima, voi rappresentate un pochino quelle che sono le nuove generazioni, forse a voi è dato questo compito particolarmente difficile di provare questa integrazione, perché forse la vostra mentalità non è quella dei vostri genitori, dei vostri nonni. Ma io sinceramente non mi sento neanche di dovermi integrare, io sono italiana, punto. Il fatto che io sia musulmana è un in più. È il tuo essere musulmano, cristiano, ateo e altro, quello che abbiamo tutti in comune. Come persona sì, ma intendevo come comunità, no? Farsi magari paladini di quello che diceva anche Mohammed prima. Il punto su cui ci dobbiamo concentrare, secondo me tutti, comunità musulmana e altre, è il punto comune che abbiamo, siamo italiani. A discapito di una scritta che venga riportata sulla carta d'identità riportante cittadinanza italiana o altro, quando viviamo sul territorio italiano e studiamo qui e lavoriamo qui e paghiamo le tasse qui e partecipiamo attivamente a questa società, di fatto siamo cittadini italiani e come cittadini italiani ci dobbiamo comportare e quindi dobbiamo assolvere ai nostri doveri e rispettare la regolamentazione dello Stato italiano, e solo facendo questo veramente non ci sarà neanche il problema dell'integrazione, del doversi integrare, perché sarà una cosa fluida e automatica. Bene, Taher, un'ultima considerazione molto rapida, perché siamo proprio in chiusura. Per integrarsi uno deve leggere con molta attenzione la Costituzione italiana. È una Costituzione democratica e civile. Io penso che il nostro amico sindaco di San Vito, di Bisceglie, deve regalare una copia di Costituzione a tutti i cittadini che provengono dal mondo, diciamo, perché ormai l'Italia è un paese multietnico. Seconda considerazione che faccio io, loro dicono che noi presentiamo l'Islam a modo nostro. Io sono d'accordo con voi, però voi dovete eliminare tutte quelle surah che ci sono all'interno del Corano, che parla di odio, la violenza, uccisione, apostasia, cioè tutto questo devono togliere se vogliono integrarsi in Italia. Se vogliono portare un Islam moderno, io sono il primo a dare una mano a loro. La Costituzione, leggete sia la Costituzione italiana, leggete anche il Corano, vi rendete conto? Cioè una donna che legge praticamente odia quel libro là. Allora, visto che ha detto sono il primo a darvi una mano, datevi la mano, per minimo, cortesia. tranquillo, ci mancherebbe altro. Io, ecco. Guardi, io vi dico sinceramente, io ho fondato la prima associazione extracomunitari, prima non si chiamava si chiamava Associazioni Immigrati, più di 30 anni fa nella nostra provincia. I primi imam che hanno fondato la moschea di Pordenone dormivano nelle macchine. Io non ho mai visto la loro fede. Abbiamo, assieme ai nostri amici italiani del Friuli, abbiamo trovato la casa, lavoro e così via. Se anche domani vedo, io stringo, però la critica è una cosa sacrosanta che all'interno dell'Islam è inesistente. Bene, qui abbiamo fatto critica, abbiamo fatto dibattito, ci siamo confrontati, questo mi sembra che sia sempre importante e fondamentale. Sulla Costituzione anche Ribaudo mi sembrava... No, sono d'accordissimo con l'amico, però vorrei lanciare una proposta insieme al caro amico musulmano. Tu rappresenti 1000 cittadini musulmani a Trieste, giusto? A Udine. Ah, perfetto, a Udine, ancora maggior ragione. Perché non facciamo una richiesta scritta al prefetto Zappalorto per fare una direttiva mediante la quale si recepiscono i dettami della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in maniera tale da evitare il velo. Io la sto lanciando pubblicamente. Zappalorto, ci conosciamo da anni. Che ne pensi se mettiamo in campo questa direttiva insieme ai ragazzi musulmani? Abbiamo lanciato anche questa sfida, facciamo chiudere a Orioles perché abbiamo davvero esaurito il tempo a nostra disposizione. Rapidissimo. Chiudo con 2 parole, l'integrazione è possibile, esiste già,
Io spero che avvenga all'insegna dei valori incarnati dalla nostra Costituzione, come è stato detto e ribadito qui da tutti. E non è un'utopia, è un futuro possibile. 30 secondi di Bisceglie, non di più. Dato che ho ricevuto un consiglio, volevo rassicurare il caro Taher che è una cosa che faccio da anni, quella di mettere a disposizione la Costituzione, ma voglio anche ricordargli una cosa molto importante. Quando faccio i giuramenti, io, tra virgolette, esigo che vengano fatti in lingua italiana e soprattutto vengano fatti con volto scoperto. Credo che questo sia quello che io ho detto precisamente, il rigore nel pieno rispetto delle regole, delle nostre regole, e quindi prima di tutto quello che è la nostra Costituzione, è il modo migliore per attuare l'integrazione. Grazie Sindaco. Grazie al Sindaco, grazie a tutti i nostri ospiti, siamo arrivati alla fine, ringraziamo allora anche i tecnici in studio e in regia e naturalmente voi che ci avete seguito da casa. Daniele, è tutto anche per Prima della sera. sigla abbiamo un piccolo contributo da mandare? Non so se ce la facciamo, chiediamo in regia il contributo relativo a quello che è successo dopo gli attentati di Parigi. Sì, l'avevamo promesso anche ai nostri amici. Facciamo un passo indietro, andiamo nel novembre, allora non ricordo la data precisa, il 15 novembre. 15 novembre. 15 novembre. Allora, sotto la loggia del Lionello, dopo gli attacchi terroristici di Parigi, viene organizzata una manifestazione di solidarietà nei confronti del popolo francese. Ci sono tantissimi udinesi che si ritrovano sotto la loggia del Lionello, ci sono anche le diverse comunità islamiche che vivono a Udine, con una serie di interventi che vi riproponiamo in chiusura di trasmissione. Tra tutti c'è anche quello appunto di Mohamed Hassani, ma non solo. E su questo contributo ci lasciamo l'appuntamento per la prossima settimana. Grazie a tutti, buonanotte. Buonanotte. Noi siamo qua e siamo i primi a condannare il terrorismo. Siamo i primi a dire no alla violenza. Sentiamo un senso di sdegno, perché questi terroristi ci macchiano, in un modo o nell'altro ci macchiano la nostra immagine. L'Islam e i musulmani qua di Udine ribadiamo e non ci stanchiamo mai di dire che noi rifiutiamo la violenza e rifiutiamo ogni tipo di ogni spargimento di sangue. Questi terroristi, questi criminali hanno commesso un crimine nei confronti di questo popolo e un crimine nel confronto del genere umano. Lo dobbiamo combattere insieme, tutti insieme. L'unica arma è rafforzare lo spirito della coesione e dell'unità nazionale. Rafforzare lo spirito dell'unità, perché? Perché i terroristi ovunque siano, il loro primo obiettivo e la meta a cui giungono è dividere. Siamo in 3 moschee qua per dire che siamo vicino a voi, siamo con voi, noi siamo dalla vostra parte, noi siamo in un certo senso il vostro asso nella manica, perché il terrorismo ovviamente, i terroristi hanno cercato di farvi paura, vi hanno fatto paura, mi dispiace dirlo, però ci siamo divisi e ho notato questa divisione. La soluzione per me non è chiudere le frontiere, cacciare via gli immigrati, anzi cercare di conoscere questi immigrati. Potrete trovare una soluzione che sia pacifica. Avete bombardato l'ISIS, sono venuti contro di voi. Io dico, ok, loro vi hanno bombardato, voi cercate con noi musulmani che abitiamo qui in Italia, musulmani italiani, cercate di sfruttarci al meglio per poter attaccarli in modo diverso.